Beh, è un grosso problema di visibilità a livello internazionale. Io ricordo sempre i delegati a votare la candidatura di Cortina che si sono ritrovati in Camera all'avanguardia, il maggiore giornale spagnolo, con 2 pagine dedicate alla vicenda di Venezia. Dico che spero che Venezia abbia da subito, quanto prima, una sua governance e quindi abbia di nuovo un suo amministratore, un suo sindaco e possa continuare ad essere la Venezia di sempre. Il governatore lo dice senza giri di parole. Per Luca Zaia lo scandalo Mose e gli arresti hanno provocato un danno enorme alla nostra regione. Per il presidente del Veneto l'impasse su Venezia deve durare il meno possibile, come il periodo di gestione del commissario. Zaia parla di nuova governance in tempi stretti. Sul fronte delle indagini, intanto, è arrivato lo sfogo del procuratore capo Luigi Del Pino, che punta il dito contro le segnalazioni non firmate. Da inizio giugno in procura ne sono arrivate una cinquantina. Alcune denunce sono anche circostanziate, ma visto l'anonimato vengono immediatamente cestinate. Del Pino chiede di uscire dall'anonimato e metterci la faccia.